Buonasera, buonasera da Fiumicello. Oggi Telefriuli Estate, questa sera Telefriuli Estate cercherà di raccontarvi in questa oretta e mezza come sta andando questa storica festa. Siamo arrivati oramai alla 58esima edizione. Davide Nicolì che ha cominciato le riprese in diretta da Via Gramsci, che vedete fa fatica a ospitare tutti i visitatori che stanno affollando questo che è una delle località principali della bassa friulana. Sarà una trasmissione nella quale parleremo ovviamente di quello che succede alla festa, alla Fiera delle Pesche, ma daremo spazio al mondo dell'associazionismo che qui non manca, e in particolare ci saranno ampi spazi dedicati al mondo della ginnastica e al mondo del patinaggio. Pensate che proprio da qui c'è una società che andrà in Cina per partecipare ai mondiali. Io, in attesa del sindaco che sta arrivando e che ringrazio, e devo dire che ogni volta che veniamo a Fiumicello l'accoglienza è ottima e sono particolarmente organizzati, vorrei iniziare subito con il vice sindaco che tra l'altro è uno dei principali organizzatori della festa. Intanto chiedo come è andato l'esordio. Buonasera a tutti, molto bene, siamo partiti giovedì sera, l'altro ieri, con un'iniziativa che ormai si ripete da 6 anni, è una gara podistica, e in più abbiamo avuto la seconda edizione di un contest di band giovanili. Per essere giovedì è stata partecipata particolarmente, siamo molto soddisfatti. Oggi invece siamo arrivati al clou, passando comunque da ieri anche per una bella serata. Ecco, dobbiamo dire che tra l'altro alle 23 e rotti ci sarà una tombola. Io ho visto coppie organizzate già dalle 19:15 che cercavano posto. Sì, il sabato ormai si ripete da qualche anno una grossa affluenza alla nostra mostra delle pesche. Particolarmente atteso, oltre alla tombola, è anche la band che si esibisce stasera, sono il gruppo I Rodigini, sono abbastanza noti in regione e fuori regione, quindi i mercatini, le attività commerciali che si dilungano nel nostro percorso e anche fuori del percorso attraggono parecchio visitatori e turisti. Ecco, Alessandro Diust ci ha fatto una veloce disanima di quello che è un po' stato questi 2 giorni di festa. Siamo ormai arrivati al terzo giorno, domani è altra giornata importante, in mattinata ci sarà la premiazione delle aziende benemerite e anche un convegno tecnico. Come è cambiata nei tempi questa festa? È cresciuta, è diventato un appuntamento fisso per l'estate, non solo per i fiumicellesi, per i nostri compaesani, ma appunto attrae sempre più il territorio, e i gruppi che siamo riusciti a portare la domenica per la cosiddetta chiusura, anche se poi la festa si dilunga anche al lunedì, sono di livello nazionale, quindi attraggono e riusciamo con soddisfazione a portare davvero parecchi interessati e turisti. Sicuramente è un investimento importante dell'amministrazione, delle aziende commerciali, dei nostri sponsor, del principale partner che è la Banca di Credito Cooperativo, nuova fusione quindi in Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, e quindi vanno i miei ringraziamenti a tutti quelli che collaborano appunto per l'organizzazione. Allora, io voglio salutare la Silvana Pascolat, che è la titolare del locale Moby Dick, uno dei locali storici, tra l'altro in un punto strategico perché siamo a 2 passi dalla piazza e a 1 passo dalla chiesa. Buonasera signora, intanto com'è l'affluenza? Buona, direi. Questa festa è sempre molto seguita perché non è più solo la festa del paese, ma è una festa friulana in sé, quindi molta gente, sì. Ecco, senta, quanti eravate in famiglia con papà e mamma? In 4. Allora, guardi, no, ve lo giuro, cari telespettatori, non ci eravamo messi d'accordo. Ho chiesto alla signora se portava delle pesche, ne ha portate 4, perché questa signora ci deve raccontare brevemente la storia di una famiglia che non ha mai avuto paura a sporcarsi le mani. Assolutamente no, è una famiglia che nasce contadina e i peschetti erano uno del punto di forza della nostra famiglia, tant'è che già fin dalle prime edizioni, e io bambina, mio padre partecipava a questa manifestazione, anche vincendo, mi ricordo, la gara come miglior pesca, e quindi per me l'odore del profumo della pesca mi riporta all'infanzia sicuramente. Papà si chiamava? Silvano. E la mamma? Maria. Che c'è ancora? Certo, la mamma c'è ancora, sì. E quindi se anche la mia famiglia ha cambiato da ormai tantissimi anni attività, e quindi noi
siamo qui, però voglio dire le pesche rimangono sempre un denominatore importante di questa famiglia, ecco, diciamo. Grazie. Niente, di nulla. Allora, Laura Sgubin, ci siamo visti al campanile della domenica, come del resto con il vice sindaco e ovviamente anche il sindaco. Faceva caldo, stasera si sta bene a Fiumicello? Stasera si sta bene, buonasera a tutti, buonasera a tutto il Friuli, è sempre un piacere ritrovarci a questo appuntamento della Festa delle Pesche che, come insomma ha detto chi mi ha preceduto, è sicuramente una festa ormai di respiro regionale, per cui attrae visitatori da tutta la regione, ma è per la nostra comunità sicuramente l'appuntamento estivo più atteso. Escono le famiglie con i bambini, escono le persone più grandi, gli anziani, è un momento ricco di svariati appuntamenti a misura di tutti. Ecco, che cosa significa fare l'assistente alle politiche sociali in un paese che conta quanti abitanti? Fiumicello ha circa 5.000 abitanti, sicuramente il periodo storico-economico che stiamo vivendo non è facile. Quello a cui noi teniamo molto è comunque essere vicini a tutti i cittadini, per cui ricercare il dialogo, comprendere quali sono i bisogni e cercare di intervenire direttamente con le risorse seppur limitate, ma anche comunque con un'attenzione particolare che è quella del livello umano che può fare la differenza. Bisogna dire che nei paesi ci si conosce tutti, quindi magari tendere la mano viene un po' più semplice, più facile. Sicuramente, proprio laddove abbiamo comunque anche una rete sociale, l'associazionismo che era già stato richiamato anche prima, sicuramente ci aiuta anche a individuare dove ci sono i bisogni e a poter intervenire in maniera pronta. Allora, questo era solo l'antipasto, adesso noi lanciamo un servizio che abbiamo bisogno di spostarci di qualche centinaio di metri, quindi vi chiedo pazienza se di tanto in tanto la telecamera ballerà, ma balla a fin di bene, quindi andremo in piazza dove ci aspettano degli ospiti che sono arrivati non dalla bassa friulana, ma devono parlarci di un'attività benefica, e poi cominceremo a entrare, a penetrare appunto nella festa, nella 58esima festa delle pesche qui a Fiumicello. E io direi di lanciare quindi l'agenda firmata dal nostro Andrea Ioime. E passiamo agli appuntamenti di sabato. Inaugurazione della 26esima edizione del Mittelfest a Cividale con 2 spettacoli in anteprima dalle 17:30 in poi. EU Europa Utopia è un progetto esclusivo con strutture episodi curato dalle maggiori strutture teatrali regionali, seguito da Nell'aere, Inferno numero 5, una coreografia di balletto civile di Michela Lucenti accompagnata dalla Mitteleuropa Orchestra. Un evento speciale alle 21:30 a Villa Manin di Passariano. Antonello Venditti Unplugged, un'esclusiva assoluta per il Nord-Est, un concerto evento intimo, rigorosamente in acustico, con il pianoforte del cantautore accompagnato soltanto da un quartetto di musicisti. Un omaggio a una delle stelle assolute della musica elettronica e dance internazionale, il friulano Roberto Concina, in arte Robert Miles, prematuramente scomparso 2 mesi fa. L'evento si terrà sul piazzale del Castello di Udine dalle 19 e sarà dedicato ai percorsi musicali dell'artista, senza limiti di età, razza o religione. Unica data in regione e a ingresso gratuito alle 20 al Palmanova Outlet Village per Elio e le storie tese, che, reduci da un incredibile tour europeo, si preparano a ripartire con un nuovo progetto live che toccherà diversi palchi dello stivale. Parte alle 20:45 a Chess Clans, nella pieve di Santo Stefano, in comune di Cavazzo Carnico, la lunga estate di Carni Armonie, che coinvolgerà 25 comuni per 33 concerti. Il primo è quello del pianista Ramin Bahrami col flautista Massimo Mercelli per un programma dal titolo Bach Sanssouci. Ultimo atto per Percotto Canta, il concorso canoro più importante del Nord-Est, arrivato alla 30esima edizione. Alle 21 la serata finale a Villa Frattini Caeselli di Percotto, coi 18 concorrenti in gara, accompagnati dall'orchestra diretta da Nevio Lestuzzi e dagli archi della Mitteleuropa Orchestra, davanti a una giuria presieduta dalla cantautrice jazz Simona Molinari. Parte a Pordenone alle 21 nella chiesa del Beato Dorico il Festival internazionale Cori d'Europa, organizzato dal gruppo polifonico Claudio Monteverdi di Ruda. Coprotagonisti, i coristi del Orfeo Universitario do Porto, diretti da Antonio Sergio Ferreira,
con replica domenica a Udine nella Basilica delle Grazie. E infine il Festival Le Donne del Jazz propone a Grado alle 21:15 sulla diga Nazario Sauro una delle voci più apprezzate della black music, Cheryl Porter, cantante soul e gospel statunitense con un'importante carriera anche di insegnante, nell'occasione in concerto in quartetto. E chiudiamo con gli appuntamenti di domenica alle 21:30. La Mostra Regionale delle Pesche di Fiumicello offre ingresso gratuito il concerto dei Tiro Mancino, che presentano la versione estiva di Dove tutto è a metà, il tour che prende il nome dal singolo della band e dal romanzo del leader Federico Zampaglione. Nuovo appuntamento per la 17ª edizione di Musica in Villa, rassegna ideata, promossa e organizzata dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Alle 21 a Villa Mucciana, a Muzzala del Turniano, protagonista il virtuosismo jazz del Dario Carnovale Trio. Seconda giornata per il Mittel Festa Cividale con appuntamenti dalle 11 di mattina. Alle 18 nella chiesa di San Francesco, Atmosphere, con il quartetto del pianeta armeno Tigran Hamasian, tra jazz, musica progressive e ispirazioni diverse. E per chiudere, ultima giornata per la 24ª edizione della Stazione di Topolò, la rassegna ospitata nel paesino di confine in comune di Grimacco. Alle 20 ritorna un gradito ospite del festival, Pier Francesco Di Liberto, in arte PIF. Folklorama, rassegna folcloristica internazionale, dal 13 al 18 luglio, 6 serate, 6 location differenti e 4 gruppi. Folklore Ensemble Knahinka dalla Slovacchia, gruppo folclorico Val de Medel dalla Spagna, gruppo de Proyección Folclórica Keveri dal Costa Rica e il gruppo folcloristico Pasian di Prato per l'Italia. Vi aspettiamo per vivere le tradizioni popolari della nostra piccola patria. Alla pasticceria Glacé di Pascolar Michele ogni giorno vasta gamma di dolci, dalla pasticceria Mignon al gelato ai croissant, tutti prodotti con latte crudo di produzione familiare. Prenotazione di rinfreschi personalizzati per ogni occasione. Ci trovi a Fiumicello in Piazza Libertà, chiuso il lunedì. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Nice Car, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. 90% De Simon Arredamenti. I tuoi desideri diventano realtà. Bortolussi Elettrodomestici TV. Vendita, installazione e assistenza tecnica stufe a pellet e a legna. Impianti di climatizzazione elettrodomestici da incasso. Ampia varietà di frigoriferi, lavatrici, frullatori e aspirapolveri. Personale altamente specializzato. Ci trovi a Fiumicello in via Gramsci 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Autotrapianto con capelli propri. Trattamenti specifici personalizzati. Sistemi di infoltimento unici, brevettati e certificati. Per lei e per lui, qualsiasi sia l'anomalia cute ai capelli, chiama subito il centro CR Lab più vicino a te. Usa la testa. Prenota subito la tua analisi gratuita. Cesare Ragazzi Laboratories. Lo trovi a Venezia, Mestre, Treviso, Rovigo, Belluno e Vicenza allo 041 24 32 248. E in Friuli Venezia Giulia allo 0432 57 13 83. Dal 4 luglio al 6 agosto il parco di Villa Manin si apre per spettacoli di danza, percorsi di animazione e teatro per i bambini e le loro famiglie, concerti di musica classica con la Alma Mahler Kammer Orchestra e artisti internazionali, il jazz notturno, il cinema musicale della Zero Orchestra o il grande folklore mondiale in villa. E poi le grandi ospitalità con Venditti, Noah, Abdullah Ibrahim, Pier Annunzi ed Ezio Bosso. Il programma su villamanin.it. Megavision, una grande catena di negozi. 5.000 occhiali esposti in ogni negozio.
Durante tutto l'anno proponiamo a tutti i nostri clienti in tutti i nostri punti vendita occhiali e lenti di qualità e sempre un ottimo prezzo. Per i saldi vogliamo fare molto di più. Vi offriamo il nostro miglior prezzo su tutte le collezioni di occhiali da sole. È un'offerta irripetibile, non perdetela. Noi ci mettiamo la faccia, è una promessa. Scegli il negozio Megavision più vicino a te. Professionisti ti accoglieranno per consigliare il meglio ad ognuno di voi. Megavision. Solo da noi tutti gli occhiali che vuoi. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Eccoci, allora come promesso dopo circa 7 minuti ci siamo spostati dalla parte più periferica della festa, a 2 passi dalla chiesa, siamo proprio nella piazza dove c'è anche un'ampia esposizione di pesche e non solo. Qualche tempo fa il buon sindaco di Fiumicello mi aveva contattato dicendo: guarda che qua non abbiamo solo le pesche ma abbiamo una società che porterà in alto il nome di Fiumicello e non solo. Chi sono queste signorine, sindaco? Queste ragazze sono persone che hanno realizzato il proprio sogno, hanno trasformato un momento unico, hanno creduto in un percorso e sono arrivate a essere per il 3° anno a partecipare ai mondiali. Quest'anno vanno addirittura in Cina. Siamo arrivati a un punto in cui Fiumicello per 3 volte consecutive, quasi per miracolo, che si realizza, rappresenta il Friuli Venezia Giulia e la nostra nazione ai mondiali del pattinaggio artistico, grandi gruppi. Ecco sindaco, dobbiamo parlare, ecco, questo è una tradizione sempre, se no mi preoccupo, visto, avevo detto prima, gli sponsor. Sicuramente queste ragazze e questi ragazzi vivono il loro sogno con un grande sforzo dell'amministrazione comunale, della comunità di Fiumicello e soprattutto con un grande carico delle loro famiglie. E come ti dicevo Daniele, noi siamo alla ricerca di qualcuno che quasi, fra virgolette, concedetemi, adotti questa squadra, gli dia un contributo per riuscire a continuare questa esperienza negli anni, perché questo rischia di essere l'ultimo anno, però interrompere i sogni è una cosa che al giorno d'oggi non va fatta, quindi io chiedo a te di darmi una mano e questa è l'occasione di trovare qualcuno che permetta a loro di continuare a sognare. Grazie sindaco, ma tanto staremo insieme questa sera, ve la ricordate? L'anno scorso eravamo in zona chiosco, o sbaglio? Eccola qua, è lei, è inconfondibile. Allora diciamo nome e cognome e poi andiamo dalla referente. Elena Del Neri. Come? Ho capito, Elena Del Neri. Buonasera. Jessica Polen. Valentina Nardella. Marta Delle Vedove. Marta Delle Vedove, salto la referente e vado da quest'uomo che è beato fra le donne. Matteo De Sabata. Cosa fai? Io pattino con loro e mi esibisco e Sei il cucciolo? Sei il cucciolo del gruppo? Sì, dai, si sono coccolato, devo dire. A volte un po' di più, a volte un po' di meno, ma sono contento in fin dei conti. Sì. Subito. Andiamo da un altro esponente della giunta, l'assessore, che si chiama? Eva Sfiligoi. Sono assessore ai rapporti con le associazioni, all'ambiente, al bilancio e statuto e regolamenti. Ecco, qui di associazioni non ne mancano. Di associazioni ne abbiamo più di 50 e sono tutte molto attive nel territorio e la cosa bella è che queste associazioni perseguono dei progetti veramente seri, il che spinge l'amministrazione comunale a sostenerle tutte. Ha visto? Cioè lui voleva essere sicuro di aver impalato la telecamera, allora l'ha fatto 2 volte, bene, scusi. Loro poi per appunto raggiungere questo obiettivo che li ha portati a viaggiare nel mondo e quindi ovviamente è un obiettivo importante ma altrettanto costoso, sono riusciti a trovare la collaborazione di tutte le altre associazioni per raggiungere questo risultato. Voi le vedete così, hanno dei guanti in mano perché nel corso della mostra regionale delle pesche un paio di anni
che collaborano raccogliendo la spazzatura, le immondizie e facendo la raccolta differenziata. Quindi si sporcano volentieri le mani. Referente, buonasera. Buonasera. Allora raccontaci un po', descrivici questo gruppo. Noi siamo un gruppo di 23 pattinatrici e pattinatore e siamo insieme da molto tempo, pattiniamo insieme da molto tempo e negli ultimi 3 anni abbiamo iniziato una collaborazione con un nuovo coreografo, con Sandro Guerra, che ci ha permesso di migliorarci e sono 3 anni che riusciamo a qualificarci ai campionati del mondo. Senti, l'ultima entrata chi è? Nel gruppo? L'entrata si chiama Sara. Si chiama Sara. In Cina quando andate? In Cina partiamo il 5 settembre, la gara sarà il 10. Sarà una trasferta impegnativa sia per quanto riguarda ovviamente i trasporti, no, e tutte le spese, sia per quanto riguarda la gara che sarà molto combattuta. Chi sono le principali rivali? Sia spagnole che principalmente le spagnole e poi le altre italiane, no? Di solito sempre una lotta Italia-Spagna. Grazie. Prego. Allora, questo è il mondo del pattinaggio qui a Fiumicello. Io vorrei andare un attimo. Salve signora, come sta? Eravamo in diretta, va a giocare alla tombola? Nicolicchia, riprendimela un attimo che sono concentrati sulla tombola, quindi vieni. Allora Marcello arriva da Codroipo, lo ringrazio e lo saluto. Parliamo anche con te di sport, Idee di Corsa, che cos'è? Idee di Corsa è un progetto che ha lo scopo e l'ambizione di promuovere lo sport nella fascia d'età dai 3 ai 18 anni, grazie a delle borse di studio sportive che vengono erogate a ragazzi con disabilità fisica o ragazzi appartenenti a famiglie con disagio economico. Questo per diffondere attraverso lo sport i valori classici che appartengono allo sport e quindi promuovere la socializzazione, la conoscenza del proprio corpo, il rispetto delle regole, tutti quei valori sani che sono intrinseci all'attività sportiva. Dobbiamo dire che tra l'altro tu sei in piedi da ieri mattina. Da ieri mattina sì, perché la scorsa notte insieme ai ragazzi che quest'anno parteciperanno insieme a me all'evento che funge da perno alla raccolta fondi, ovvero 177 km di solidarietà, abbiamo fatto un allenamento in notturna di corsa in montagna, perché appunto noi ad agosto percorreremo la traversata carnica, il Sentiero della Pace, ed è il motivo che ci dà la scusa per la raccolta fondi che poi servono a erogare queste borse di studio. Non è una gara, è una corsa di solidarietà dove si parte insieme, si arriva insieme e dove 5 ragazzi insieme a me si metteranno alla prova su un sentiero di montagna, correremo insieme 177 km con 10.500 metri di dislivello. È una sfida verso noi stessi, ma è una sfida che lanciamo alle comunità che sono coinvolte in questo progetto. Senti, grazie per quello che fai, quindi Idee di Corsa, c'è anche la pagina Facebook, un sito? C'è una pagina Facebook, c'è un sito ideedicorsa.it dove si possono avere tutte le informazioni inerenti a questo progetto, dove si può capire quello che stiamo facendo e magari darci una mano nella realizzazione del progetto. Grazie. Grazie a te. Buonasera. Allora, grazie anche a questo signore Marcello Bortolotti che è arrivato qui a Fiumicello per parlare di questa iniziativa Idee di Corsa. Dietro alle ragazze c'è l'orchestra I Rodigini che è già in piena attività, una delle orchestre più rinomate del panorama musicale, non solo del nord-est. Sindaco, scusa un attimo, per chi non conoscesse ancora la festa delle pesche a Fiumicello, qui che cosa trova? Allora, qui trova tutti i chioschi enogastronomici, ma soprattutto qui incontra una comunità che si apre, che decide di investire moltissime risorse per aprirsi, far vedere cos'è Fiumicello, cosa sono le sue attività commerciali, cosa sono le sue attività agricole. Viene sostenuta dalla sua banca, che è la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello, ora Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, e trova una comunità con il cuore. Allora io lo faccio molto volentieri, abbiamo ancora 2 minuti, guardatele bene in faccia queste ragazze, se c'è qualche imprenditore generoso contatti pure magari il comune e sostenga la causa Diamante Pattinaggio Fiumicello. Dopotutto questa è un'attività che si svolge veramente alla luce del sole, quindi
queste hanno dimostrato già il loro valore, tanto che lo ha ricordato prima il sindaco, 3 volte numero 1, e adesso a settembre si va in Cina spendendo e investendo molti soldi, e per una comunità piccola come Fiumicello mantenere una società sportiva come questa è particolarmente impegnativo. Quindi se c'è qualcuno che ci crede si faccia avanti e contatti pure il comune e sostenga questa realtà sportiva. Io direi di andare in pubblicità e ci vediamo tra poco. Via, libere. La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Alla pasticceria Glacé di Pascolar Michele ogni giorno vasta gamma di dolci, dalla pasticceria Mignon al gelato ai croissant, tutti prodotti con latte crudo di produzione familiare. Prenotazione di rinfreschi personalizzati per ogni occasione. Ci trovi a Fiumicello in Piazza Libertà, chiuso il lunedì. Antenna top, Sky Service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linursio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Autotrapianto con capelli propri. Trattamenti specifici personalizzati. Sistemi di infoltimento unici, brevettati e certificati. Per lei e per lui, qualsiasi sia l'anomalia acute ai capelli, chiama subito il centro CR Lab più vicino a te. Usa la testa. Prenota subito la tua analisi gratuita. Cesare Ragazzi Laboratories. Lo trovi a Venezia, Mestre, Treviso, Rovigo, Belluno e Vicenza allo 041 24 32 248. E in Friuli Venezia Giulia allo 0432 57 13 83. Canton 2 offre un assortimento completo per la pittura e la decorazione della casa. Scoprite inoltre la proposta Canton 012, colori innovativi e prodotti salubri specifici per le camerette dei vostri bambini. Loro sceglieranno il colore, voi la qualità. Canton 2 è a Pordenone, Fagagna e Monfalcone. Bortolussi Elettrodomestici TV. Vendita, installazione e assistenza tecnica stufe a pellet e a legna, impianti di climatizzazione elettrodomestici da incasso, ampia varietà di frigoriferi, lavatrici, frullatori e aspirapolveri, personale altamente specializzato. Ci trovi a Fiumicello in via Gramsci 60. CEFAP, l'unico ente di formazione in regione specializzato nel settore agricolo e in quello delle lavorazioni alimentari, corsi per giovani, adulti e aventi, formazione finanziata e obbligatoria con docenti esperti del settore. Informazioni 0432 82 1111 www.cefap.fvg.it info@cefap.fvg.it. Serra Metal, esperienza ultra cinquantennale nella realizzazione posa di serramenti, carpenteria metallica, automazione, serramenti e cancelli. Software all'avanguardia, modernissimi macchinari di taglio e fresatura, tecnologia ed esperienza dell'azienda, la sua migliore referenza. Ci trovi a Mortegliano in via Bugliatti, telefono 0432 76 00 86. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private.
Casa di cura Giovanni XXIII. Innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Eccoci nuovamente in diretta da Fiumicello, questo è la centrale di spaccio, tra virgolette, delle cartelle. Qua c'è l'Auser e c'è un certo... Puglia Vladimiro. Allora Vladimiro, intanto io devo acquistare 4 cartelle, lo dico, ne vorrei 4. Tutte in fila? So che lei ha le mani fortunate, quindi... Sicuramente. Tra l'altro ha le mani talmente fortunate che è andato in... Grazie. Io le lascio qua e poi porto i soldi, garante il sindaco. Lei con le sue mani è andato anche a fare una raccolta di firme. Per che cosa, Miro? Ho fatto una raccolta di firme per sensibilizzare la regione per quanto riguarda il nostro territorio, esattamente la statale 14 a Papariano, che ha bisogno di una sistemazione e che questa sistemazione va direttamente verso gli anziani, le mamme con la carrozzella e ovviamente i bambini, perché possano passare lungo la statale in sicurezza, cosa che attualmente ci manca. E è arrivata qualche risposta? Non è arrivata, sì, sono arrivate delle risposte, ma però molto futuristiche. Una risposta sicura e certa ancora non l'abbiamo. Fiumicello bussa e la regione non risponde ancora. Fiumicello bussa e la regione ancora non risponde. Proprio così. Allora vado un attimo, non parliamo di petizioni, vado da questa... Come sta andando con le vendite, signora? Bene, bene, tutto a posto. A quante cartelle puntate? Oddio, questo non so dirle. Si va avanti fino a che ora? Eccola qua, passata... La notte. Ottimo. Bene, sindaco, allora noi adesso dobbiamo, ci spostiamo da questa parte, io le raggiungerò perché ci sono, lei mi stenga le cartelle che io poi arrivo. Vieni da questa parte, grazie. Scusate che vi faccio fare un po' di ginnastica. Allora, questa è un'altra associazione sportiva composta prevalentemente da donne. Tutte donne, siamo 140 iscritte di allieve, facciamo ginnastica ritmica, siamo qua dal 1999 fino ad oggi, che abbiamo iniziato anche da qualche anno a fare poi le gare, abbiamo ottenuto anche buonissimi risultati regionali, interregionali, l'anno scorso anche nazionali. Ecco, lei, mi hai spiegato un po' come nasce, più di 100, lei è piccola, è tra le medio grandi, dai, è una nostra atleta insieme praticamente da sempre, adesso ci sta anche aiutando e quindi sta intraprendendo anche la sua nuova carriera da maestra. Quindi l'obiettivo è diventare maestra, eh? Sì, ho imparato, cioè mi hanno chiesto di aiutare 2 anni fa con delle bambine di un gruppo tra le elementari e inizio medie. Quindi vorrei andare avanti così e magari fare anche corsi giudici e provare a continuare nella ginnastica. Questa potrebbe diventare una professione? Potrebbe sì. Cioè la ginnastica è da tutta la vita che faccio, quindi è tutta la mia... Quando hai cominciato? Ho cominciato in prima elementare, quindi a 7 anni, fino ad adesso che sono in quinta e ho 18 anni. Voglio dire, come a un maschietto il papà dice vai, gioca a calcio, tu hai avuto magari il papà o mamma che ti hanno spinto ad avvicinarti a questa disciplina? Sì, la mamma guarda sempre la ginnastica e guardando le gare in TV finalmente c'è stata una società vicino che ha fatto ginnastica e io mi sono iscritta. Senti, i prossimi impegni? Allora, adesso stiamo facendo anche un corso di ginnastica estiva per tenerci sempre allenate, abbiamo fatto l'esibizione prima qua alla Festa delle Pesche e poi con settembre si ricomincia perché i primi campionati sono con novembre-dicembre. Ecco, vedete alle mie spalle è veramente un afflusso eccezionale di visitatori, evidentemente la temperatura aiuta, il clima è un facile alleato degli organizzatori e qui veramente si toccano numeri importanti.
In questo momento il nostro Nicolicchia si sta spostando, vero Sindaco, in questa che è un'esposizione ortofrutticola. Sicuramente, quest'anno abbiamo avanzato il proclama dell'anno scorso. Fiumicello non è solo pesca, è anche ortofrutta. Ci stiamo candidando a essere un punto di riferimento per la nostra regione sulla produzione di ortofrutta e si vedono i risultati. Non è solo il colore, l'emozione, la passione, sono i nostri agricoltori che veramente hanno avviato un'attività di vendita diretta dal produttore al consumatore che non è uguale. Ci sono oltre 15 punti vendita diretti a Fiumicello e questa è la nostra vetrina. Cercheremo di organizzare qualcosa che preveda ad ogni cambio di stagione la promozione di un prodotto. Se non mi sbaglio, diciamo che Fiumicello è balzata agli onori delle cronache anche per gli asparagi. Sicuramente, Fiumicello negli ultimi anni sta anche avendo buonissimi risultati nelle varie mostre degli asparagi regionali, nel senso che i produttori di Fiumicello si iniziano a giudicarsi i premi di queste mostre e quindi questa è una testimonianza. Siamo molto vicini alla comunità agricola di Fossalon e siamo vicinissimi alla comunità agricola di Villa Vicentina, comune con il quale stiamo cercando di portare avanti un progetto di fusione. E c'è il referendum a breve? 24 settembre, speriamo di non avere gli esiti dei colleghi che ci hanno provato con cuore e passione, speriamo di avere un risultato positivo, ce la metteremo tutta. Ecco, ti chiedo, nel momento in cui arrivasse praticamente il semaforo verde, che cosa cambia per le due comunità? No, per le due comunità non cambia assolutamente nulla, si apre solamente un grande portone di occasioni in cui le due comunità possono svilupparsi insieme senza rinunciare a tutto quello che avevano e possono portare avanti dei progetti nuovi che altrimenti non avrebbero le risorse per essere portati e sviluppati. Un classico esempio è proprio qua il gruppo degli alpini di Villa Vicentina che per la prima volta nella storia viene ospitato a Fiumicello e non è ospite, è padrone. Questo non avevo visto alpini ma pensavo fossero di Fiumicello, invece sono di Villa Vicentina. Qui di fronte, esattamente, perché questo è Fiumicello, questa è Villa Vicentina, una comunità si unisce con le persone, non con le regole. Allora, grazie ancora Sindaco, ma tanto passeremo la serata assieme. Diciamo che all'interno di questa piazza, oltre ai rodigini, ai produttori di Fiumicello, ai produttori locali, arrivando qua abbiamo visto anche delle bancarelle, degli espositori che hanno fatto dei chilometri per venire a Fiumicello, li avevamo visti anche l'anno scorso, per esempio abbiamo visto le bancarelle con della carne cotta col metodo argentino, la liquidizia anche in questo caso che non è un prodotto tipicamente friulano, insomma una piazza importante che si apre anche oltre i confini del Friuli Venezia Giulia. Io credo forse sia il momento di andare in pubblicità, altrimenti io posso dare anche una notizia che fa riferimento, allora andiamo pure con la locandina che appunto vi dovrebbe andare in sovraimpressione. Un saluto al nostro Pierangelo Butazzoni e ovviamente anche grazie a Davide Nicolicchia che ci sta seguendo in presa diretta con la telecamera. Dicevo appunto della mostra di Alverio Savoia, Cui Colors di Dio, con i colori di Dio, una mostra che è stata inaugurata, ieri 14 luglio alle 18 presso Palazzo Orniani Martina in via Mistruzzi 4 a Venzone. È una mostra che può essere visitata nel periodo ovviamente estivo, una mostra che rimarrà aperta dal 15 luglio al 20 di agosto ed è aperta lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, quindi è una mostra dove dominano i mosaici, le opere artistiche di questo personaggio Alverio Savoia, che tra l'altro ha visto portare le sue opere in giro per le località e basiliche, luoghi di preghiera di tutto il mondo, quindi un evento particolarmente importante che vi invito ad andare a seguire. Vedete che Davide continua a inquadrare questa piazza, ci sono delle aiuole con dei gazebo che delimitano le aree di servizio e quindi veramente qui non manca veramente niente, si passa da birre di livello ma anche a dolce, c'è uno stand dedicato ai dolci, quindi ci sono una sorta di isole del gusto che si mettono a disposizione dei visitatori che stanno affollando Fiumicello.
Come vi ricordavo prima, alle 23:45 ci sarà l'estrazione della tombola con un primo premio particolarmente importante, quindi la vendita è in pieno corso, manca circa 1:45 e vedete che c'è la fila di chi vuole tentare la fortuna, e ci sono gli operatori, i volontari dell'Auser, un marchio importante che supporta non solo i bisognosi di Fiumicello, ma fa rete anche con gli altri comuni. Io direi di andare in pubblicità, così siamo pronti a ospitare fra pochi istanti anche gli amici del Calcio Fiumicello, Bassa Friulana, che ha espresso negli anni grandi nomi del calcio, nomi altisonanti. Mi viene da pensare a un certo Gigi Del Neri, originario proprio di Aquileia, quindi veramente a 2 passi da Fiumicello. Questa è la piazza di Fiumicello, torniamo fra pochi istanti, a tra poco. Un momento, un'emozione, uno stadio, un branco, una storia, una passione. Udinese Calcio, i primi bianconeri d'Italia. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Politecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Megavision, una grande catena di negozi. 5.000 occhiali esposti in ogni negozio. Durante tutto l'anno proponiamo a tutti i nostri clienti in tutti i nostri punti vendita occhiali e lenti di qualità e sempre un ottimo prezzo. Per i saldi vogliamo fare molto di più. Vi offriamo il nostro miglior prezzo su tutte le collezioni di occhiali da sole. È un'offerta irripetibile, non perdetela. Noi ci mettiamo la faccia, è una promessa. Scegli il negozio Megavision più vicino a te. Professionisti ti accoglieranno per consigliare il meglio ad ognuno di voi. Megavision. Solo da noi tutti gli occhiali che vuoi. Mobili Caramel lancia la nuova stagione a Meolo e Palmanova. Incredibile luglio da Caramel. Caramel, il mese della cucina. Scontata del 40% a Meolo e Palmanova. E vi ricordiamo l'incentivo statale del 50%. Incredibile, vi aspettiamo! È iniziata la nuova stagione Caramel nelle 2 sedi di Meolo e Palmanova presso le uscite dell'autostrada A4. Alcune occasioni del mese. Credenza 3 ante base più alzata 1.490 euro. Tavolo artigianale legno massello bicolore 990 euro. Parete calandello laccata 1.390 euro.
Credenza Boston in rovere sbrecciato 1.390 euro. E luglio è il mese della cucina a prezzi speciali, meno 40%. L'occasione che aspettavi da Mobili Caramel a Meolo e Palmanova. Aperto anche la domenica. Una nuova stagione di qualità artigianale da 3 generazioni nel mondo del mobile. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Autotrapianto con capelli propri. Trattamenti specifici personalizzati. Sistemi di infoltimento unici, brevettati e certificati. Per lei e per lui, qualsiasi sia l'anomalia cute ai capelli, chiama subito il centro CR Lab più vicino a te. Usa la testa. Prenota subito la tua analisi gratuita. Cesare Ragazzi Laboratories. Lo trovi a Venezia, Mestre, Treviso, Rovigo, Belluno e Vicenza allo 041 24 32 248 e in Friuli Venezia Giulia allo 0432 57 13 83. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Eccoci con voi nuovamente da questa piacevolissima piazza di Fiumicello, ancora con il vice sindaco che mi sta rifornendo per fortuna di tanti rappresentanti delle associazioni che sono le anime di questa festa. Si mettono in vetrina, ma si mette in vetrina soprattutto il territorio di Fiumicello. Vice sindaco. Hai detto già bene tu, l'anima tengono vivo e unito il nostro paese, si mettono in vetrina ma si raccolgono anche le maniche per essere qua, perché come vedete fornire e servire tutte queste persone è un impegno non da poco e non è solo durante, chi prepara, chi poi deve allestire e poi deve disallestire tutto questo, quindi è un grazie di cuore gli faccio. Chi abbiamo? Abbiamo il presidente Flavio Puntin dell'SD 2004, il calcio di Fiumicello, che lascio dire a lui i risultati e i progetti che sta portando avanti e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. Allora, parto da quest'uomo che tra l'altro mi diceva poco fa salvezza in extremis. Sì, quest'anno salvezza in extremis, dopo la promozione dell'anno precedente, però insomma abbiamo premiato il gruppo e abbiamo confermato in blocco l'allenatore e anche i ragazzi perché si sono dati tanto da fare, qualche innesto per fare sicuramente meglio quest'anno. Puntin, so che devi andare a lavorare, però 2 domande o una riflessione su quello che è il settore giovanile al quale voi credete molto. Per noi il settore giovanile è la base del nostro progetto, quest'anno tesseriamo 200 ragazzi, siamo riusciti a chiudere la catena con gli juniores anche, quindi era quello che volevamo fare da tempo. Abbiamo un territorio che fornisce anche qualche talento, quindi ce lo teniamo stretto e lavoriamo molto bene con tutti gli allenatori che sono della zona, che portano il nostro sentimento ai ragazzi e cercano di farli lavorare al meglio. Cominciamo ad essere conosciuti e molti ci guardano con occhio di riguardo. Allora, grazie e buon lavoro. Voi avete un chiosco, no? Sì, noi abbiamo la cucina e la birreria. Grazie e arrivederci. Saluto. Andiamo alla pallavolo, lei si chiama? Ennio Battistuta. Ecco, quindi Fiumicello, terra del calcio ma anche di altre discipline. Sì, esattamente, diciamo come pallavolo noi abbiamo circa un'ottantina di iscritte e a livello giovanile siamo una squadra che lavora bene, perché quest'anno 6 campionati giovanili, under 12 terzi alle finali provinciali, under 13 secondi, under 14 squadra campione provinciale, under 16 ha ottenuto la promozione dalla seconda alla prima divisione, perciò a livello giovanile abbiamo dei bravi tecnici che lavorano bene e anche ragazze che si impegnano e sono sempre presenti. Qual è il miglior risultato che avete ottenuto? Quest'anno abbiamo vinto il titolo provinciale in under 14 e l'under 16 ha vinto i play-off e è passata in prima divisione. Grazie. E adesso andiamo dal patron della festa, che si chiama?
Milocco Dario. Beh, mi pare che è uscita bene anche quest'anno. È riuscita benissimo, come ogni anno. Qua c'è una bella collaborazione fra tutte le associazioni che lavorano per questa festa. È un anno di lavoro per preparare tutto questo e penso che sia un bel risultato questo. In quanti siete impegnati? E in tutte le associazioni sono circa un centinaio di persone che lavorano nei vari chioschi. Ecco, ricordiamo, adesso abbiamo i Rodigini, tra l'altro fra pochi istanti lanceremo il servizio di Ivano Mattiussi su un evento musicale tenutosi al Castello di Udine, ma qua arrivano veramente orchestre rinomate. Sì, ogni anno noi abbiamo ogni sera dedicata, il giovedì l'abbiamo dedicato ai giovani, abbiamo fatto Rock and Pitch, è una manifestazione per promuovere le band locali. Il venerdì sera lo dedichiamo alla serata delle cover band. Quest'anno avevamo una cover band, i Blood Brothers, cover band di Bruce Springsteen. Il sabato sera è dedicato al ballo liscio, alle famiglie, e la domenica è dedicata al grande concerto. Quest'anno abbiamo i Tiro Mancino. Finiamo lunedì con la serata DJ, serata paesana. Ecco, chiudiamo con le nostre associazioni, così è una festa paesana, insomma, che si chiude lì. Allora, grazie anche a questa persona che è un po' il coordinatore di tutta questa festa. Come vi dicevo, vi mandiamo il servizio di Ivano Mattiussi, saliamo al Castello di Udine, noi nel frattempo ci spostiamo e vi mostreremo 2-3 minuti in presa diretta dei brani dei Rodigini. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se divide em classe e fica mais lindo por causa do amor. Estratto di note da A Night in Brazil, titolo della serata evento con cui Antonio Pecci Filo, pseudonimo di Toquinho, leggendario cantautore e chitarrista brasiliano, ha concluso nel suo unico concerto in Italia Udine Jazz, il festival internazionale sulla musica di improvvisazione organizzato dall'Associazione Culturale Euritmica. È la 27ª edizione che rimarrà sicuramente negli annali, vuoi per il nutrito palinsesto di manifestazioni e concerti messi in cantiere dal 30 giugno al 13 luglio, vuoi per il prestigio dei musicisti arrivati da più paesi come l'etiope mulato Astatke, il nigeriano Bombino, gli italiani Remo Anzovino e Roy Paci e naturalmente la citata superstar brasiliana Toquinho, di origini italiane, cui è toccato concludere in Piazzale Castello la rassegna 2017, evento seguito da Rai Radio 1 condotto dal giornalista e speaker radiofonico Max De Tomassi con la trasmissione Brasil, suoni e culture dal mondo. Ad aprire la serata è stata la cantante friulana Letizia Felluga, esibitasi in dedica alla musica brasiliana con Giovanni Ceccarelli al pianoforte ed Alessandro Marzi alla batteria, e poi seguita Mayra Correa e Gadu, nota come Maria Gadu, giovane cantautrice e chitarrista di musica popolare brasiliana che vanta all'attivo preziose collaborazioni con leggende di questa musica quali Gilberto Gil e Caetano Veloso. Inventare accordi ed armonie per trasformarli in musica e poesia è la professione del brasiliano di San Paolo Toquinho, 50 anni di carriera immortalata in 90 album composti da più di 450 canzoni, senza contare la partecipazione a 10.000 concerti tenuti in Brasile ed in tutto il mondo, ad iniziare da una formazione musicale avvenuta nella Rio de Janeiro degli anni 50 e sviluppatasi con il movimento della Bossa Nova attraverso artisti come Vinicius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, dalle cui collaborazioni sono poi nati legami con Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Ennio Morricone e Sergio Bardotti. Scegli quel momentino di malandrino che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. Ecco, come promesso siamo veramente a 2 passi da chi sta danzando grazie alla musica dei Rodigini e devo dire che questo è un brano che non ha bisogno di grandi presentazioni. Andiamo avanti a oltranza fino alla pubblicità e poi ci vediamo nel prossimo blocco per voi. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni li voglio sapere, ogni li voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia.
casa mia, ogni voglio sapere chi viene e chi va. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni voglio sapere, ogni voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni voglio sapere. Restate in vista, vogliamo un valzerino di quelli in musetta, leggero, ve lo presenta Simone Lungarini. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821 510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Bortolussi Elettrodomestici TV. Vendita, installazione e assistenza tecnica stufe a pellet e a legna. Impianti di climatizzazione elettrodomestici da incasso. Ampia varietà di frigoriferi, lavatrici, frullatori e aspirapolveri. Personale altamente specializzato. Ci trovi a Fiumicello in via Gramsci 60. Monfalcone Estate 2017. Dal 30 giugno al 3 settembre un ricco programma di musica, concerti, cinema, spettacoli e intrattenimento. Per tutti i dettagli visita il sito www.comune.monfalcone.go.it. Quest'estate Monfalcone vi aspetta. Sagra paesana ad Aris di Rivignano Teor dal 15 al 23 luglio. Musica, serate danzanti, grande tombola finale e fuochi d'artificio, chioschi enogastronomici, grigliate e piatti con la nostra specialità, la bisatte. Domenica 23 discesa in canoa con partenza da Sterpo di Bertiolo. Vi aspettiamo nel cuore dello Stella. Alla pasticceria Glacé di Pascolar Michele ogni giorno vasta gamma di dolci, dalla pasticceria Mignon al gelato ai croissant, tutti prodotti con latte crudo di produzione familiare. Prenotazione di rinfreschi personalizzati per ogni occasione. Ci trovi a Fiumicello in Piazza Libertà, chiuso il lunedì. Zanatta Vetro Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio.
Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Ecco, devo fare i complimenti al buon Nicolicchia che si è portato cavalletto, telecamera, zainetto e penso che la ginnastica artistica di Fiumicello potrebbe farlo diventare socio onorario, perché veramente fra la folla è riuscito a crearsi uno spazio. Assessore, sento una musica leggermente latina. Sì, assolutamente, è un'offerta, come si diceva prima, assolutamente variegata, per cui lungo la via che abbiamo percorso velocemente, anche perché ci siamo fatti appunto spazio tra la folla che gremisce la via, e ci sono diverse esibizioni, in questo caso il ballo latino di un'associazione anche qui di Fiumicello che appunto promuove la sua attività e quindi in qualche modo arricchisce quella che è l'offerta degli spettacoli della festa. Allora io vado dal vice sindaco, penso mi abbia portato un ospite.
Ho portato il titolare di uno dei negozi storici del nostro paese, Dario Pozzar, il negozio di calzatura, abbigliamento, appunto inaugura, diciamo, la via principale, la nostra via Gramsci, e mi pare che abbiamo fatto fatica ad attraversare tra le persone, quindi vuol dire che c'è un'affluenza importante anche questa sera. Lascio la parola a Dario, appunto. Dario, buonasera. Buonasera a tutti. Voglio dire, chi continua a fare commercio nei paesi è coraggioso all'ennesima potenza. Sì, diciamo che la nostra è una tradizione di famiglia, siamo la quarta generazione e quindi portiamo avanti una tradizione già ben avviata. Vantiamo una clientela fidelizzata da tutta la regione e quindi questo ci porta stimolo ad andare avanti. È una clientela esigente che chiede consulenza, assistenza e noi in questo siamo ancora capaci di dare il nostro, quindi ci differenziamo dalla grande distribuzione in questo senso. Mi dicono di portarle il microfono più vicino alla bocca. Non vi fanno paura i centri commerciali? Come dicevo, sono due clientele diverse. La clientela del centro commerciale è la clientela fast, magari di target giovane, che non ha l'esigenza o l'esigenza di avere assistenza e consulenza nella vendita e nell'acquisto. Quindi la nostra clientela è una clientela che cerca ancora la qualità nel prodotto e chi sa consigliare il giusto prodotto. È comunque un mondo del commercio che sa resistere. Sì, diciamo che abbiamo superato forse lo scoglio iniziale di quella che era una concorrenza che prima non c'era e quindi la grande distribuzione, e di quella che è stata la crisi che un po' ha tutti spaventato e messo un po' in allarme. Non che la situazione sia rosea adesso, però si sta un po' stabilizzando, insomma. Quindi. Diciamo anche che probabilmente un tempo uno sceglieva il centro commerciale perché c'era il prezzo, ma non c'era l'uomo che ti dava o la donna che ti dava il consiglio. Beh certo, infatti il nostro valore aggiunto è appunto questo, la consulenza, l'esperienza che abbiamo e ripeto, una clientela alla quale vogliamo un mondo di bene che ci segue sempre e ci dà soddisfazione. Allora, grazie di cuore. Io adesso chiederò al buon Nicolicchia di fare una cosa. Riusciamo a spostarci? Dicevamo prima che è difficile, sicuramente ballerà un po' la telecamera, ma sarebbe bello riprendere questi signori, queste coppie che stanno ballando come se fossimo a Cuba, e quindi se vuoi potremo provare a spostarci, ti diamo una mano Davide in un modo o nell'altro e ci spostiamo in presa diretta e mostriamo un po' più da vicino questi signori che stanno danzando nella via Gramsci a Fiumicello. Ci siamo quasi, stiamo stabilizzando l'apparato, eccoci qua. Ecco, facciamo anche questa stasera, vediamo come si muovono. Questa è la via centrale di Fiumicello e è l'arteria che introduce alla piazza del paese dove appunto si svolge la festa delle pesche. E vedete come ancheggiano, però via la mia voce, adesso musica in movimento. Vamos a bailar, que no me salsa cubana. Debe cantarte subir al cielo para sacarle un montón de estrellas. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenían que aborrecerla.
Esa negra santa cámara que me viene el bongo son enamorado de la negra romanza que cuando se pone casa del triste me pongo pero después tan enamorado de la negra romanza que cuando se pone casa del Cristo me pongo gracia cuando era y esa negra linda yo me soy loco y esa negra santa cámara yo no tiene loco nada más que me gusta la café nada más que me gusta la comida desgracia cuando era y esa negra linda yo me soy loco y esa negra santa cámara que me tiene loco. Nice Car, un marchio, una garanzia, la nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo, una squadra al vostro servizio. Alla pasticceria Glacé di Pascolar Michele ogni giorno vasta gamma di dolci, dalla pasticceria Mignon al gelato ai croissant, tutti prodotti con latte crudo di produzione familiare. Prenotazione di rinfreschi personalizzati per ogni occasione. Ci trovi a Fiumicello in Piazza Libertà, chiuso il lunedì. Bortolussi Elettrodomestici TV. Vendita, installazione e assistenza tecnica stufe a pellet e a legna. Impianti di climatizzazione elettrodomestici da incasso. Ampia varietà di frigoriferi, lavatrici, frullatori e aspirapolveri. Personale altamente specializzato. Ci trovi a Fiumicello in via Gramsci 60. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Un dialogo incentrato sulla cultura e sui temi di attualità, con personaggi del mondo dell'arte, dell'economia e dello spettacolo. Piero Pittaro vi aspetta su Telefriuli ogni martedì alle 20:45 con Friuli, Cultura e Attualità.
without a star. Wooden floors, walls and window sills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Eccoli qua, guardate come ancheggiano, siete tutti due cubani. Sì, siamo cubani. E abitate? A Camagüey. Guantanamo. Ma siete qua, vivete in Italia però? Sì, viviamo qua. Dove? Io da 10 anni, a Udine. Io a Cervignano del Friuli. Ma a voi viene proprio naturale muoversi? Guarda, 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 guarda. Guarda Nicolicchia, guarda. Questi non hanno mal di schiena. E un'altra che non ha sicuramente mal di schiena è la... Guardala qua. Buonasera. Buonasera. Ancheggia anche lei? Sì, diciamo che la salsa cubana ci vuole proprio l'ancheggiamento, sì. Ecco, lei... E questa chi è? Questa è Giuliana, la mia segretaria, e lei è una mia grande collaboratrice della nostra scuola, è una grande trascinatrice. Lascio parlare lei che deve dire qualcosa. Niente, non so cosa ha parlato la Giudice. No, ma no, abbiamo appena cominciato, signora, ma il ballo latino dilaga, è dilagante. Molto, molto, sì, abbiamo molta richiesta di corsi base della salsa cubana. Niente, lavoriamo bene. La sede è qua a Fiumicello? Noi siamo a Fiumicello, a Papariano di Fiumicello, via Cortona 2B, e abbiamo un'associazione molto, molto familiare, per cui oltre al divertimento del ballo ci divertiamo tra di noi praticamente, facciamo cene. Un modo per aggregare. Esatto, un modo per aggregare le persone, visto che ci sono tanti single ultimamente dappertutto, e anche le stesse coppie vengono da noi e passano delle ore liete. Senta, quante sono? Cioè, ci sono coppie che sono anche la prima volta, no? Che non hanno mai ballato. Certo, sì, sicuramente abbiamo i corsi base, abbiamo dei corsi intermedi e anche degli avanzati. Abbiamo sia la salsa piuttosto che i balli di gruppo, piuttosto che la bachata, e abbiamo vari corsi. Posso chiedervi di fare voi due potreste ballare? E vi diamo la buonanotte con l'assessore e il vice sindaco, e ci lasceremo fino alla fine con loro due che ballano. Io vi ringrazio perché... Ringraziamo noi Telefriuli Estrate, te Daniele e l'operatore per la professionalità e i servizi che avete fatto. Allora io vorrei chiedere domani che cosa abbiamo?
Allora domani appuntamento anche clou della festa, per cui la mattinata c'è il convegno e poi domani sera grande concerto con i Tiro Mancino, vi aspettiamo a Fiumicello. Grazie allora al sindaco e a tutti i suoi colleghi di giunta per il consueto supporto. Io adesso vi lascio con le immagini e l'audio del nostro Davide Nicolicchia e vedete come ballano e ci diamo la buonanotte da Fiumicello. Arrivederci. Alla pasticceria Glaselli Pascolar Michele